La nostra terra è divenuta un rito, un segno di riscoperta in cui l'uomo si è ritrovato. La riconciliazione con la terra può forse sostituirsi alla necessità, sostituirsi all'obbligo di esistere, imposto dalla terra, da ogni terra. Anche questa che scegli col cuore fra tutte le altre. Quando vi metti radici per la vita e per la morte, essa allora ti sgretola fino a renderti polvere. Con sforzo intravedi, con sforzo diventi visibile attraverso le necessità terrestri. Per l'amore che oltrepassa la morte è divenuta un rito, la terra. Per l'amore che oltrepassa la morte, la nostra terra è divenuta un rito. Sforzo continuo di sollevare gli uomini dall'obbligo imposto dalla terra, e questo sforzo si chiama storia. Non è resurrezione la storia, ma un continuo consenso alla morte, da solo trasparenza al succedersi di tutte le morti umane. Non giunge al rito, è divenuta la terra e la nostra terra. Perciò noi amiamo la terra, amiamo la terra. L'amore non scorre insieme alla morte, oltrepassa, ma al di là delle necessità terrestri. Per l'amore che oltrepassa la morte è divenuta un rito, la terra. Per l'amore che oltrepassa la morte, la nostra terra è divenuta un rito. La nostra terra è divenuta un rito, un segno di riscoperta in cui l'uomo si è ritrovato. La terra si rincontra con la storia e la storia si rincontra con l'uomo. Salviamo la nostra terra perché noi amiamo la terra. Noi amiamo la terra, noi amiamo la terra, amiamo la terra. Mi hai fatto piangere, Elena, vedi? Me l'hai fatta piangere, vedi? È merito del Papa, merito del tuo cuore soprattutto. Papa, Gianni, per me è un onore che voi mi vogliate bene. Non è Sai difficile che- voler bene a uno come Grazie, te. io ho passato momenti difficili come essere umano, e se ancora sono qui e faccio parte di questa terra è perché
gli artisti come voi mi hanno donato la fiammella che mi dà la possibilità di ancora di vivere. Vivila la vita, vivila. Grazie. A te. Ciao Mimmo Politano. Bene, e noi andiamo avanti con... Una cosa proprio bassa, insomma. No, Sì, vabbè. ecco, guarda, È più commerciale, vediamo via. un fazzolettino. Grazie. È bellissimo. O vuoi una pompa? No, che non no, so che va cosa- bene. No, è molto, diciamo, più terrestre questa cosa perché la Ah, pubblicità!